Buon pomeriggio, un'altra puntata di preview. Andiamo a parlare ovviamente del Catania, che domani è atteso dalla partita in casa del Latina, che Telecolor trasmetterà in diretta a partire dalle 13:30. Chiaramente fari puntati sul Catania, ma anche sul Siracusa e sul Trapani. Il Siracusa dopo gli altri punti di penalizzazione. Parleremo poi nella parte finale della trasmissione anche di futsal e di pallanuoto. Tutti questi sono gli ingredienti di preview. Intanto vi vado a presentare gli ospiti, a partire alla mia destra da Lucio Tosto, General Manager dell'Imesi Atletico. Ciao Lucio. Ciao Marco, ben trovato. Alla mia sinistra invece il presidente del All Stars Sicilia, Fabio Timoniere. Ciao Fabio. Ciao Marco, grazie per l'invito. Ben ritrovati ad entrambi, perché non è la prima volta che siete qui con noi, come non è la prima volta, ma anzi ormai quante sono, Anna? Ciao Anna. Non ne ho idea, non le conto più ormai. Ciao Marco, un saluto ai nostri telespettatori. Io vi ricordo che potete interagire con noi scrivendo al 342 7712 855. Ovviamente Anna, poi torneremo da te, anzi lo farò subito per fare un po' il programma della situazione. Abbiamo il presidente e il mister dello Stars, mi facevano notare giustamente, perché ogni carica va chiaramente condivisa in questo caso, Lucio. Carico proprio di recente. Di recente, esatto. Sei un po' come Viali, va. Ogni danza con il cambio del Catania. Hai visto? Stars. Hai visto? Per cui è, diciamo, il subentrante in questo caso. Anna, torno da te per il programma della prossima giornata e la classifica. Siamo arrivati alla 34esima giornata di campionato, che inizia domani alle 14:30 con Latina Catania e Potenza Salernitana. Domenica 29 marzo alle 12:30 Benevento Cosenza, alle 14:30 Altamura Siracusa, Crotone Cerignola e Foggia Trapani, alle 17:30 Casarano Giuliano e alle 20:30 Picerno Monopoli. Lunedì 30 marzo alle 20:30 Casertana Sorrento e mercoledì 8 aprile alle 20:30 Atalanta Under 23 Cavese. Passiamo alla classifica. In testa con 76 punti Benevento, segue Catania 65, Salernitana 60, Cosenza 59, Casertana 56, Crotone 52, Cerignola 51, Monopoli 50, Casarano 44, Potenza 41, Altamura 40, Atalanta Under 23 38, Cavese 36, Latina 35, Sorrento 34, Picerno 32, Giuliano 31, Trapani 27, Foggia 23, chiude la classifica il Siracusa con 22 punti. Grazie Anna, abbiamo visto la classifica con le penalizzazioni annesse ovviamente di Trapani, già 20 punti e Siracusa 11, poi quelli del Trapani potrebbero diventare anche di più, perché il 31 si discute per il deferimento. Insomma, poi chiaramente ci faremo aggiornare dai nostri inviati sia a Trapani, dai nostri corrispondenti sia a Trapani che a Siracusa. Intanto ritorniamo al Catania e io vi faccio prima a Lucio e poi a Fabio la domanda: com'è stata la prima di Viali? Che voto dareste alla prima di Viali? Guarda, io alla prima, non di Viale, ma in generale di un allenatore che subentra in corso d'opera. Ti senti particolarmente coinvolto? Dillo. Col lavoro di una settimana non posso che dare qualcosa in più della sufficienza. Ci vuole tempo per inculcare ai calciatori quello che è il credo, perché penso che il cambio, se è stato fatto per cambiare qualcosa, no? in campo e negli allenamenti, quindi ci vuole del tempo. Il Catania ha fatto questo cambio in una parte del campionato dove io non credevo più che potesse essere fatto. Mi aspettavo forse prima, un mesetto fa forse essere fatto, a questo punto non me l'aspettavo. È chiaro che questi cambi in corso d'opera sono sempre dei rischi non calcolati. Perché questo allenatore vuole cambiare assolutamente mentalità. Una delle cose che vuole fare è quello di riempire di più l'area, di far accompagnare più la squadra, tutta la squadra. Lo vedremo anche questo. Le azioni d'attacco, però concludo dicendo che l'equilibrio nelle squadre di calcio è importantissimo, quindi io non vorrei che questa cosa porti magari al Catania a sbilanciarsi ulteriormente e magari per stare a fianco a quelle che sono le ripartenze delle squadre avversarie. Come si dice, la coperta è sempre la stessa, no? Se la tiri da una parte ti scopre dall'altra. Voto a Viali? Come diceva alla prima di Viali, non a come Viali. diceva prima il mister Tosto, alla prima non è che si dà un voto, diciamo, più che altro si cerca di carpire quelli che sono i cambiamenti che magari un mister possa apportare alla squadra, che in pochissimi giorni di certo non è facile fare.
assolutamente. Ti posso dire da profano che qualcosa l'ho vista, ad essere sincero. Come ti dicevo prima di un tiro in porta aspettavo 70 minuti, adesso diciamo che il primo tempo qualche tiro in porta l'ho visto, ma al di là dell'ironia a parte ti posso dire che la squadra, secondo me, in questo momento Viali sta lavorando a livello mentale più che altro, anche, perché i giocatori secondo me ci sono, la squadra è una buona squadra. Perché devi riconvertire, no? Le forze e le energie in vista dei playoff, le stesse energie che avevi profuso per provare ad arrivare primo senza centrare il risultato. Come disse Grella in un'intervista, deve cercare di tirar fuori quelle che sono le qualità dei giocatori, perché i giocatori ci stanno, hanno le qualità importanti che fino ad oggi non abbiamo visto purtroppo. Andiamo a vedere qualche numero, perché nei numeri non sempre c'è la verità assoluta, ma qualche verità c'è. Allora, con la lente di ingrandimento e la nostra Anna, andiamo a leggere qualche numero proprio della prima di Viali sulla panchina del Catania. Anna, te. La prima del nuovo corso Catania targato Viali lascia sensazioni contrastanti. L'1-1 contro il Casarano racconta di una squadra diversa, più coraggiosa, più propositiva. Il dato sul possesso 60% certifica un cambio tattico evidente, accompagnato da buona qualità nel palleggio e da una discreta produzione offensiva significativa, come dimostra un expected goals complessivo vicino a quota 2. A fronte di una prestazione intraprendente, il Catania non è però riuscito a chiudere la partita. Dopo 17 gare è arrivato il primo gol subito in casa. Il bicchiere è inevitabilmente pieno a metà. L'identità sembra in costruzione e le idee di Viali si intravedono, ma il risultato manca e a 5 giornate dalla fine pesa. Il futuro immediato porta con sé qualche dubbio, ma anche fiducia. Il tempo per incidere prima dei playoff comunque c'è ancora. Il tempo per incidere prima dei playoff, diceva giustamente Anna, perché è quello che è stato chiesto all'allenatore del Catania, arrivare nel modo giusto a questi playoff che nelle migliori delle occasioni porteranno il Catania a giocare dal secondo turno nazionale, per cui praticamente dai quarti di finale, semifinale e finale, conservando il secondo posto. Chiedo alla regia con Gaetano Marano di farmi vedere nuovamente la grafica, perché la voglio commentare insieme a voi, la grafica che abbiamo visto prima letta e spiegata dalle parole di Anna, perché voglio commentare insieme a voi le differenze che troviamo. Ad esempio, si parlava degli expected goal, giustamente diceva Anna, quasi due expected goal nel totale della partita, però una differenza sostanziale fra quello che si è visto nel primo tempo e quello che si è visto nel secondo. Diciamo che le incertezze che abbiamo letto nel primo tempo del Catania traspaiono anche da questi numeri. Poi c'è qualcosa che diventa significativo, come il possesso di palla, dicevamo del 60%, oppure l'intensità del pressing, che invece è superiore nel primo tempo. 10.2 è una situazione che un po' Viali ha spiegato, no? Quando ha detto proprio sulla nostra pressione, loro certe volte magari, o sulla loro pressione, noi andavamo in difficoltà, perdevamo il pallone e loro hanno creato quelle occasioni nel primo tempo. Ma sai, il fatto della pressione, del pressing è anche dovuto, che sia migliore quello del primo tempo, è anche dovuto a una questione fisica. È chiaro che il primo tempo i giocatori sono più freschi e più riposati, vanno a prestare di meno. Però, ripeto, in generale, io non andrei ad analizzare proprio dato per dato, in generale noi non possiamo dare dei giudizi dopo qualche giorno in una partita. Secondo me la prossima partita è un... Infatti non vogliamo giudicare, abbiamo fatto vedere dei numeri che raccontano un po' il match. Tra l'altro sì, i numeri dicono hanno la loro verità in effetti. Però secondo me un banco di prova più importante di questo qua che ha avuto il Catania l'avrà la prossima domenica, l'avrà domani a Latina, dove andrà in un campo esterno con una squadra ben attrezzata e là poi sarà un po' più difficile imporre il gioco, quindi io la personalità e il modo di intendere il calcio da parte di Viali secondo me lo vedremo sicuramente, se ci sarà lo vedremo sicuramente a Latina. Vi faccio vedere anche un'altra grafica che abbiamo preparato, che commento insieme a voi, perché chiaramente a questo allenatore, l'ha detto Lucio, l'ha detto Fabio, si chiede di riempire maggiormente l'area, di dare più possibilità al Catania, lo vedremo anche a tanti tagli che sono stati preparati dal nostro Ermanno Florio, che saluto, insieme a Carlo Breve, partiti per il Trofeo delle Regioni. Un grande bocca al lupo. Chiaramente in bocca al lupo a loro, ma ritornando alla grafica... voglio farvi notare come le percentuali sono legate agli expected goal, a sinistra molti di più,
rispetto ad esempio che al centro, e comunque sugli esterni il Catania ha creato molto di più rispetto che al centro dell'attacco. Come ve la spiegate questa cosa e questi dati? Perché lo vedete, insomma, 9 reali occasioni arrivate proprio dal centro, mentre dalle altre parti vedete 17 da una parte e 20 dall'altra. Ma io penso con un giocatore come Bruzzaniti, che è prettamente offensivo, già hai dato un chiaro messaggio di come vuoi impostare la partita. Il Catania, appunto, vedendo la grafica, quella precedente, dove si vedeva che il Catania ha creato più palle gol nel secondo tempo, perché comunque ha preso più consapevolezza soprattutto, e ha fatto anche un pochettino più intensità rispetto al primo tempo. Il primo tempo ha subito un pochettino la velocità e le ripartenze importanti del Caserano, di un ottimo Caserano a mio avviso il primo tempo. L'ha detto anche Viali. Come ha detto anche Viali, il Caserano li ha messi in difficoltà più quando era in possesso palla il Catania, appunto perché teneva i 3 giocatori lì davanti alti, per far sì che quando il Catania perdeva palla c'era subito la ripartenza e verticalizzavano sulle 3 punte. Sì. Vabbè, ma è chiaro che quando tu hai un attaccante come Caturano devi lavorare molto sulle fasce, quindi secondo me anche così si spiega, no? È anche finalizzata a quello, a poter creare qualcosa dagli esterni e magari mettere palle in mezzo dove Caturano va a nozze. Allora andiamo a sentirlo Viali, perché Viali ha parlato ieri, perché la squadra, lo sapete, è già partita per il Lazio. Oggi chiaramente ha fatto la seduta di rifinitura, perché la partita è domani. Viali ha parlato ieri e sentiamo come ha parlato di ciò che potrebbe cambiare, o almeno su dove si è lavorato in questi 5 giorni fra la partita di Caserano e quella con il Latina. Ha un dato curioso rispetto alla classifica: la 6ª miglior difesa, e quindi questo dato rende l'idea su come sia complicato riuscire a aprire le partite contro una squadra così organizzata. Abbiamo cercato di ottimizzare rispetto anche alla prestazione di lunedì, diciamo così, per curare le cose che dobbiamo magari migliorare più velocemente, per accelerare un pochino gli automatismi o le situazioni che dobbiamo assolutamente fare meglio sabato a Latina. Allora, modifiche sostanziali no, nel senso che poi quando le percezioni che ho avuto subito nell'immediato del post partita era stato un pochino, sono state poi confermate dalle analisi che abbiamo fatto nel giorno seguente. Chiaramente dobbiamo diventare più veloci, più rapidi nel far girare palla, nel muovere l'avversario, e chiaramente trovare automatismi non solo per i giocatori che iniziano dal basso il gioco, ma chiaramente davanti dobbiamo dare la possibilità a questi portatori di palla di avere più soluzioni per scegliere, per verticalizzare. Queste le parole di Viali. Volevo andare subito a luce perché vedevo che ti convincevano queste è chiaro che parole. Magari quando noi parliamo di una squadra che deve essere propositiva pensiamo a come impostano il difensore, a come definiscono i centrocampisti, però come ha detto bene il mister Viali, devono essere anche gli attaccanti che mettono in condizioni chi ha palla di verticalizzare e di mandare in porta con i movimenti. Sono movimenti che l'allenatore deve dettare, o che comunque elementi come Caturano e tutti gli altri hanno già da parte loro. Il giocatore deve dettare il passaggio. Se il centravanti, quando il centrocampista ha la palla, il difensore non gli fa il movimento, è normale che la squadra si appiattisce, per cui non hanno soluzioni di gioco. Lavorerà molto su questo. Qua sugli attaccanti. Velocità e rapidità, è inevitabile che ci fosse di meno nella prima partita, ovviamente con il nuovo allenatore, visto che si devono anche acquisire quelli che sono i dettami del nuovo tecnico. È chiaro che intanto ha messo le basi, secondo me, Viale. Ora cercherà di rifinire, cioè dire velocità nel giro palla, nel cercare lo spazio dall'altra parte, ma questo qua ci vuole anche un po' di tempo. Il problema è che mancano 5 giornate, quindi... Io penso che il Catania in queste 5 partite deve pensare intanto esclusivamente a mantenere il secondo posto. Adesso vedevo la grafica delle prossime partite, dove c'è la Salernitana che riceve il Potenza, anzi va a Potenza la Salernitana, e il Potenza non si può permettere di lasciare punti perché comunque in questo momento è dentro la griglia dei playoff. Il Catania deve fare il suo, no? Perché il distacco rispetto alle avversarie è
importante. Così come il chiaramente. Benevento Non deve- giocherà col Cosenza, quindi Esatto. deve cercare di arginare il più possibile quelli che sono i flussi del Benevento. Diciamo che il punto è quello, no? Garantirsi la seconda piazza e poi lavorare in funzione di quello che saranno gli spareggi. Voglio dire, Catania ha cambiato allenatore anche per avere più risultati, no? Esattamente. E quindi non si può accontentare. No, di 4 pareggi in serie, per esempio. Ora deve dimostrare qualcosa, no? Anna, vado da te, arrivo subito da te perché voglio sentire un po' l'umore dei nostri telespettatori. Anna. Ho già i primi messaggi, ci scrivono per gli ospiti studio: Caturano troppo solo in attacco, non all'altezza delle scorse stagioni. E ancora, ciao a tutto lo studio, Marco, come lo vedi questo allenatore? A me sembra che sul piano dei risultati rischiamo più con lui che con Toscano. Io ho la sensazione che con solamente Di Tacchio e Quaini siamo troppo pochi a centrocampo. E ancora, per Anna, vogliamo la grafica con il Catania che vince e il tuo sorriso. Sul sorriso posso accontentarvi, sul Catania che vince... Sorriso quello c'è sempre, Sì. in fin dei conti parliamo di calcio, e questa è la cosa più importante, il sorriso di Anna lo vediamo sempre volentieri sulla classifica, speriamo di accontentarvi presto. Anna ci aveva provato Mi impegnerò. fino a un certo punto, ti impegnerai, questo è chiaro. Caturano, troppo solo o meno in forma rispetto agli anni Secondo scorsi? me senz'altro meno in forma, perché uno come Caturano che fino all'anno scorso, forse quando dicevano la formazione agli spogliatori dicevano 10 Caturano numeri, più 10. 10 numeri e quest'anno il fatto che abbia giocato di meno, ma si vede anche a livello fisico non è brillante come conoscevamo noi, quindi è un giocatore che ha bisogno di fiducia e ha bisogno di giocare sempre. È anche vero che chi l'ha sostituito ha fatto molto bene nella prima parte del campionato, quindi voglio dire, la verità comunque sta sempre in mezzo. Ricordiamo, c'è stato anche che non questo. ci sarà Forte nemmeno nella partita con il Latina. C'è da dire che Caturano, il mister nelle ultime partite è stato costretto a inserire Caturano appunto perché lì davanti non c'erano altre soluzioni da mettere. Sul discorso della forma... Del centrocampo? Della forma, Sul sì. discorso della forma fisica, sì, sono d'accordo con quello che ha detto il mister Tosto, perché comunque ha giocato pochissimo quest'anno, se non qualche partita... Meno facile riuscire a prendere anche per la corporatura magari del Il giocatore. ritmo della condizione fisica la prendi soltanto con la partita, non con gli allenamenti. Centrocampo, io credo che l'idea sia centrocampo 2, cioè questo sistema di gioco 4-2. non ti penalizza, non penalizza i mediani. Oddio, non è che prima con 3-4-2-1 fondamentalmente i mediani sempre 2 erano. Sempre erano i due esterni sono sempre quelli. Sempre quelli. Quindi alla fine quelli sono i numeri in partenza, ma poi quando c'è la palla che gira, voglio dire, le posizioni vanno a cambiarsi sempre. Sulla situazione di Viali lo chiedevano a me, ma io non per non rispondere, ma voglio sentire il vostro su Viali, che giudizio avete, che dicevano forse sotto l'aspetto dei risultati rischiamo di più rispetto che con Toscano? In che senso? Per il modo che ha lui di intendere? Penso di sì, io sai, È ovviamente chiaro non che- sono nei pubblici. Chiaro che Toscano rischiava pochissimo, infatti non ha preso un gol nelle partite interne, l'abbiamo preso domenica scorsa, quindi è il discorso che hai fatto tu della coperta. Alla certo. fine l'equilibrio è quello là, se ti scopri poi alla fine devi concedere qualcosa, ma bisogna decidersi cosa vogliamo fare da grande, vero. no? Alla fine. Io penso che un po' tutti quest'anno si chiedeva alla squadra più che altro l'atteggiamento che c'è stato negli ultimi minuti, nell'ultimo quarto d'ora, 20 minuti, dove il Catania ha fatto intensità, dove ha riempito l'aria. Comunque, soprattutto il secondo tempo, spesso c'erano 4, anche 5 giocatori dentro l'aria. Mi ricordo partite dove praticamente, senza andare troppo lontano, subito dopo aver subito il gol a Benevento abbiamo avuto la palla col cross di Casasola, se Sì, non c'era erro, solo... dove c'era soltanto Lunetta e D'Ausilio. Anche questo vedremo nei nostri tagli video. Intanto ve ne faccio vedere uno subito, perché una criticità che è stata notata da qualcuno è stato il fatto che il Catania apparisse, soprattutto nel primo tempo, un po' lungo in campo, con delle problematiche legate soprattutto alla spaziatura fra il centrocampo e la difesa. E allora guardiamo questo taglio preparato dal nostro Ermanno sulla situazione di transizione negativa, con non l'unica nel primo tempo, tanti giocatori sopra la linea della palla, gli esterni un po' fuori posizione, Di Tacchio schiacciato, lo vedete, no? Che
fa qualche passo che libera spazio al centro, permettendo all'attaccante avversario di ricevere praticamente senza marcatura, in questo caso è Grandolfo che va alla conclusione. Possiamo rivederlo, anche perché era un momento, appunto, Viali l'ha spiegato, di costruzione del Catania, con Di Tacchio che andava in mezzo ai due centrali difensivi. Quando loro riconquistano palla poi può succedere questo, questa squadra tagliata in due e Di Tacchio che avanza e libera lo spazio. Adesso veniva a prendere palla anche sulla linea dei difensori nostri, praticamente. Un po' quello che ha chiesto, diciamo, Viali, no? All'inizio di cercare di fare intensità anche lì davanti, per cui il Catania andava in difficoltà soprattutto quando il Catania aveva il pallone. E questo uno. Ma perché la squadra avversaria, il Casarano in questo caso, lasciava i tre attaccanti lì alti davanti, che comunque hanno fatto benissimo perché si ruotavano benissimo ed erano anche abbastanza veloci, tant'è vero che pronti via hanno avuto un'occasione importante. Dini ha fatto diverse parate anche il primo tempo. È vero, ma sono tutte simili, caratterizzate dallo stesso tipologia di azione, no? Di una squadra, quella del Casarano, che andava a riconquistare palla, a verticalizzare e a creare il pericolo. Ma sai, a questi livelli si conoscono tutti gli allenatori e i modi di giocare che hanno. Io di questa situazione qua abituiamoci che se ne presenteranno spesso, ma là l'errore, ora tornando in quell'azione, l'errore da parte del centro, e qui abbiamo un centrale d'esperienza, là l'errore non è di Tacchio ma è del centrale, perché il centrale deve andare sull'uomo e il braccetto di destra deve andare a fare la diagonale dietro. Ricordiamo che ci sono due centrali nel 4-2-3-1. In quella situazione là erano in tre. Sì, erano in tre con Di Tacchio che faceva da centrale difensivo. Si sono mossi malissimo proprio in quell'azione là. Il lavoro di copertura, di prevenzione non lo facevano, per cui andavano in difficoltà. È chiaro, però chiaramente si vede anche da queste immagini. Queste immagini, guarda il centrale quanto è lontano. Sì. Certo. Si vede questo spazio chiaramente che si crea, e questo taglio. Deve andare a chiudere sull'uomo e alle spalle quello di destra deve andare a fare la diagonale alle spalle. Sentiamo Viali su questo punto, perché ieri gli è stato chiesto durante la conferenza stampa, sentiamo che cosa ha risposto. Si parla di spazi, si parla comunque di squadra, perché l'occupazione dello spazio un calciatore non riesce a farlo singolarmente, ok? Dal mio punto di vista. Chiaramente se c'è una richiesta di voler ricostruire, per esempio lunedì scorso, lo stesso identico palleggio che la squadra faceva in precedenza per facilitare, avendo richieste diverse offensive, chiaramente quello spazio che viene svuotato per una rotazione, per un movimento, va riempito da giocatori offensivi. Detto in parole povere, la difficoltà che abbiamo avuto lunedì sera nel primo tempo è stato che, per non abitudine, per non avere ancora questo timing nelle situazioni, avendo tante densità in fase offensiva, che l'abbiamo dimostrato poi in tutte le palle esterne, nel primo tempo eravamo 4-5 calciatori dentro l'area di rigore. È chiaro che è stata una richiesta che ho martellato tanto dal primo giorno, che io lo considero un macro obiettivo da raggiungere velocemente. Il problema è che poi ci sono i micro, che per avere quello dobbiamo occupare molto meglio il campo. Questo per quando si attacca l'area avversaria, ma anche nello sviluppo. Se portare questi giocatori, creiamo una linea unica, ma non sfalsiamo la fase difensiva dell'avversario, quindi siamo piatti, non ci sono traiettorie di gioco. Un po' quello che dicevate prima, no? Evitare appunto di essere piatti da davanti, questo spazio che si crea nella mediana del Catania, e poi lo analizzeremo dopo, perché poi tutto nasce, Fabio, dal fatto che lì davanti c'erano tanti giocatori veramente che andavano a riempire l'area di rigore. Assolutamente sì, ma questo l'abbiamo visto poi soprattutto alla fine, nelle fasi finali della partita, dove abbiamo rischiato comunque di vincere la partita. Di vincere la partita, o almeno provato chiaramente a rivincerla dopo il pareggio di Ferrara. Chiudiamo questa prima parte della nostra preview ritornando da Anna e con i vostri messaggi. Messaggio da Salvo, che chiede se il Catania potrebbe giocare con il 3-5-2 forte, che infortunio ha avuto. E ancora
molto simile, ci scrivono: buon pomeriggio, desidero chiedere se per non stravolgere gli equilibri del gioco della squadra Viali potrebbe adottare il modulo 3-5-2, grazie. Mi dite la vostra su Bruzzaniti e Jimenez? Secondo me sono accomunati dal fatto che possono fare e dare di più. Difesa a 4, secondo voi realmente meglio per i giocatori che ha il Catania dietro? E ancora, ma secondo voi il Catania è veramente la squadra più forte ai prossimi playoff? Vi lascio con questa domanda semplice. Partiamo da questa, è la squadra più forte? Per me sì. Secondo me a livello organico sì. Secondo me ha i giocatori più forti quest'anno sicuramente del nostro girone. Non conosco gli altri gironi, però del nostro girone ti posso dire che ha i giocatori più forti, però poi dall'altra parte poi c'è il discorso di essere squadra, no? Poi ci sono le partite. Il Benevento diciamo che è l'esempio lampante. Difesa 4, no, vuoi dire anche tu giustamente? No, soprattutto il Benevento ha fatto un cambio di allenatore e ha dato i frutti, cioè voglio dire, da quando c'è Floro Flores il Benevento va benissimo, anche come compattezza della squadra, come diceva Fabio, non solo a livello propositivo, come punti, azioni e quello che è, ma anche a livello di compattezza, perché Floro Flores è uno che ha fatto calcio, uno che ha giocato a calcio a certi livelli e comunque entrato benissimo come ci si aspetta che entrino nello spogliatoio Viali. Invece per quanto riguarda quello che diceva il tifoso nostro 3-5-2? No, cosa? Sì. 3-5-2, sì. Secondo me il Catania può fare il 3-5-2 perché ha un organico sia di qualità, come ha detto Fabio, ma anche a livello di quantità, può fare più sistemi di gioco. Quindi anche il 3-5-2 lo può fare, ha due esterni come Donnarumma e Casasola, possono fare i quinti, i tre difensori ce li ha, gli interni ti può permettere di avere un interno anche come Jimenez che è un po' più sbilanciato in avanti. Oppure fa giocare Corbari nel suo ruolo, per esempio. Nel suo ruolo, la punta ce l'hai e c'hai anche la seconda punta, la sottopunta, quindi secondo me anche il 3-5-2 è un modulo sicuramente come mi insegna lei mister, questi sono soltanto numeri di partenza, poi dopo sono i giocatori che vanno in campo e poi lei in base alle caratteristiche. Ho visto che anche il sistema di gioco del Catania, del primo Catania di Viale, è cambiato nel secondo tempo con le sostituzioni che sono state fatte. Tornando al discorso mi voglio collegare al discorso che facevo prima del Benevento, il Catania ha fatto nei minuti finali quello che il Benevento fa da sempre, intensità nell'area avversaria, portando 4-5 giocatori dentro l'area. Tant'è vero che ha vinto 4, 5 se non 6 partite 1-0 alla fine. È vero. Bruzzaniti e Jimenez danno, insomma il fondo mi sembrava possono fare di più, sì? Bruzzaniti per me è un giocatore di un'altra categoria, ad essere sincero, magari non l'abbiamo visto soprattutto lunedì, però è anche vero che da quando è arrivato ha fatto 10 minuti a partita. Certo. Quindi non puoi vedere un giocatore che era capocannoniere nel girone, nell'altro girone, viene qui a dicembre, comunque viene per giocare. Chiaro. Gli fa fare 10 minuti a partita, ci sta pure che dopo 3 mesi magari non è in condizione fisica. Per quanto riguarda Jimenez, secondo me a livello tecnico è diciamo, quasi sul livello di Cicirelli. Sì. È uno dei giocatori più forti. Ne ha parlato anche Viali ieri in conferenza stampa, ne ha parlato come al solito. Io ho riscontrato quasi le stesse parole che diceva Toscano, no? Non sa nemmeno lui quanto ancora può crescere. Però deve crescere. Sì, però deve crescere. Tutte e due con queste caratteristiche tecniche che hanno, che non li vede giocare, dice ma che ci fanno in questa categoria? È chiaro che poi il limite loro è la discontinuità, sono dei giocatori che se avessero più continuità sicuramente giocherebbero in Serie A o in Serie B. Perché diciamo che Cicirelli l'ha raggiunta l'anno scorso, è vero che è stato capocannoniere, quest'anno è stato sfortunato, manca a farlo apposta, sabato andremo a giocare contro il Latina. Contro chi gli ha creato questo grave danno. Però rispetto a loro Cicirelli ha avuto più possibilità di giocare e quindi giocando migliora, no? Questi due elementi. Paradossalmente quantitativamente ha un organico che tanto elevato, quindi quando c'è un giocatore 10 minuti magari l'allenatore sa che in panchina c'ha degli elementi altrettanto validi e quindi li mette in campo molte volte, quindi giocano di meno. Un giocatore che in questo momento ha raggiunto una condizione strepitosa, secondo me, d'ausilio. Sì. Infatti ve lo aspettate in campo domani, d'ausilio dall'inizio? Sicuramente. Sì. Può anche darsi. Secondo me farà la stessa formazione di lunedì. Per dare continuità. Siamo anche all'inizio e anche per quello ci piace andare a sentire e a scoprire tutte le novità
tattiche che chiaramente Viali sta provando a portare, tentiamo appunto anche soprattutto nella prima parte della trasmissione di andare a vedere proprio questo. Ci fermiamo, ritorniamo fra pochissimo perché andiamo a scoprire invece un po' meglio anche l'avversario del Catania, ma torneremo chiaramente su tutti i nuovi dettami tattici di Viali. A fra poco. Di nuovo in diretta per la seconda parte di preview. Vi abbiamo detto che andiamo chiaramente a conoscere un po' meglio l'avversario del Catania. Lo facciamo intanto con la grafica, la classica grafica che vi facciamo vedere sulle statistiche a confronto relative alle due squadre. Chiaramente la differenza è evidente, lo vediamo dalla classifica, lo vediamo dal valore della rosa, anche nell'età media, perché chiaramente il Catania ha quella età media tipica di una squadra di esperienza che vuole vincere il campionato, certamente più giovane il Latina. Ma andiamo a vedere un po' le differenze fra casa e trasferta, perché il Catania, lo sappiamo, è lì che deve incidere di più, che deve migliorare. 18 gol fatti, 18 gol subiti, era -1 prima della partita con l'Altamura, poi la vittoria per 2-1 nel finale ha rimesso le cose in parità, solamente 22 punti conquistati. Curiosamente gli stessi punti conquistati in casa dalla squadra di Volpe, con solamente 12 gol fatti e 11 subiti. Come diceva Viali, questa è una squadra che fa della difesa il suo forte, per cui secondo me c'è da aspettarsi una squadra che sarà lì ad aspettare il Catania. È normale, come la maggior parte delle volte abbiamo assistito quest'anno. Catania, il problema anche del Catania è che dove arriva il Catania pensano tutti di salvare la stagione, che un risultato col Catania è un risultato che diciamo fa morale, oltre che poi i punti. Quindi troveranno sempre come al solito un ambiente contro, caricato al massimo, e poi le caratteristiche sono quelle, con dei giocatori contro come quelli che è il Catania sicuramente sarà una squadra abbottonata, una squadra che farà uscire il Catania, e dopodiché cercare di colpirlo negli spazi che lascia il Catania. E là deve essere bravo il Catania non solo a costruire, ma anche eventualmente a cercare di ovviare a quelle che saranno le ripartenze, perché non puoi prestare il fianco in modo scriteriato e lasciare poi spazio a determinate ripartenze. Fabio. I numeri parlano chiaro, c'è una differenza importante tra le due squadre, sia nei gol fatti che nei gol subiti. Praticamente il Catania ha raddoppiato totalmente in totem il Latina, come si vede anche dalla grafica. L'unico diciamo, dato a sfavore del Catania è l'età. E poi però è a sfavore, come dicevamo, relativamente, perché poi appunto è quel tipo di età media che di solito hanno le squadre che poi vanno a livello bene. di numeri non c'è paragone assolutamente, ma sappiamo benissimo che oggi i numeri non li dobbiamo guardare quelli attuali, ma dobbiamo farli in campo, per cui il Catania è chiamato a fare risultato in qualsiasi campo vada oggi a giocare, assolutamente. E anche a capire che c'è un cambio di gestione, certo, di mentalità. Non basta fare il risultato, perché comunque anche fino all'ultima partita di Toscano mi pare che il Catania ha vinto fuori casa. È vero. Quindi il vincere secondo me è importantissimo, chiaramente uno tiene lontano il terzo posto, però deve convincere. Vediamo un po' come gioca il Latina. Lo andiamo a vedere nelle 3 clip che vi facciamo vedere, una di seguito all'altra, partendo dall'aspetto offensivo, perché la squadra nerazzurra, lo vediamo proprio nel prossimo taglio, per indole gioca sempre con 2 punti centrali. Ci sono o Volpe, mister Volpe di solito cosa mette? O Parigi con Cioffi, Silla con Di Giovannantonio. Parigi che tra l'altro ha segnato parecchio. Sì, esattamente, 14 gol in campionato, 15 gol in stagione per Parigi. Guardate un po' tutte queste caratteristiche appunto dell'attacco del Latina. Molti dei gol della squadra laziale nascono da situazioni di cross ben sfruttati, che esaltano appunto sia l'astuzia di alcuni giocatori, sia la struttura ad esempio di Silla, che è un giocatore
molto, molto alto, 1,96 m se non vado errato, ma guardiamo anche in questo caso, palla scaricata, subito preparazione per il cross, il pallone che viene messo dentro e poi dalla parte opposta arriva la palla, il controllo e si ricomincia una giocata di grandissima fantasia, appunto ci viene riportato anche dalla grafica e il pallone in mezzo. Per quello che è il giocatore, vi faccio vedere, ecco, proprio da questa azione, il giocatore certamente più rappresentativo, che è Parigi, che va a segnare in questo caso con il Sorrento un gol molto bello in rovesciata. Queste sono le caratteristiche loro, appunto, di queste due punte che si interscambiano molto bene. Poco fa hai detto bene le caratteristiche soprattutto fisiche. Sì. Tutte e due di stazza, e quindi è chiaro che un allenatore cerca di sfruttare, giocheranno poco palla a terra, andranno sugli esterni e metteranno palle, o anche da dietro metteranno palle in area di rigore, e quindi sono, diciamo, delle traiettorie abbastanza leggibili. Poi sai, ogni allenatore sfrutta il materiale che ha. È chiaro. Anche all'andata mi ricordo che comunque si è ben comportato il Latina, una squadra rognosa. Squadra di categoria, Sì, proprio sì, una squadra sì. Rappresentata tipica di C. Tipica di Serie C, con le difficoltà che questo può portare. Andiamo a vedere la grafica del giocatore più rappresentativo, di quello che è il faro un po' della squadra di Volpe, che è ovviamente Giacomo Parigi, 15 gol in stagione, fra parentesi attraverso un periodo positivo, perché l'anno scorso nel Rimini ha fatto 14 reti e 8 assist. 96, piena maturità. Esattamente, piena maturità, contratto biennale per lui nel Latina, poi c'è un po' tutta la sua carriera sviluppatasi chiaramente fra i dilettanti, ma soprattutto in Serie C, dove, come avete giustamente detto voi, in questo momento è nel momento della maggiore maturità ed è il giocatore certamente più forte che hanno loro. Sì, è un giocatore che sicuramente si sta dimostrando di essere di categoria, d'altronde non è giovanissimo ma neanche vecchio, perché ormai siamo abituati a vedere i trentenni come vecchietti, ma non è così, sono quelli che magari apportano quell'esperienza di cui c'è bisogno nelle varie squadre. Il Catania ha una media età più alta sicuramente, ma ha giocatori anche di qualità nonostante l'età. Torno da Anna per altri messaggi da casa. Anna, a te. Dario Curva Nord ci scrive: buonasera a tutti, domanda in studio, considerando che Jimenez è stato già provato a centrocampo quest'anno, potrebbe essere un'alternativa in queste ultime gare e se va bene ai playoff? E ancora Dalino, il record dei 0 gol subiti in casa fino a Casarano è alla pari del record dei 0 calci di rigore non concessi al Catania da ottobre a oggi, 6 mesi record. Buon pomeriggio, bellissima Anna, e a tutti voi. Una domanda per timoniere. Mister Viali riuscirà ad arrivare ai playoff con i giocatori convinti della propria forza e automatizzare il modulo che dia brillantezza al Catania? Partiamo da qui. Vai. Rispondo all'ultima domanda, sì, secondo me sì, perché ha l'esperienza sia da ex giocatore di alti livelli che da allenatore, ha l'esperienza comunque per apportare questo cambio di mentalità, perché penso che in questo momento stia lavorando tantissimo a livello mentale, perché sa bene che di avere una squadra importante, una squadra comunque di categoria, giocatori di qualità, e quello che manca oggi al Catania è lo sblocco mentale per far credere, ad esempio, tornando anche all'altra domanda che hanno fatto su Jimenez, uno come Jimenez ha bisogno di sbloccarsi mentalmente, deve credere lui stesso nelle qualità che ha, perché secondo me ha delle qualità importanti, però tante volte sembra disorientato, per cui secondo me sì, sta lavorando sul discorso mentale. Poi diceva su Jimenez, il tifoso, Jimenez è un'arma. Può giocare a centrocampo, sì. È un'arma importante, ma sempre se Jimenez gioca in centrocampo ci vogliono determinate coperture, perché ripeto, l'equilibrio la deve far da padrone le squadre di calcio. Importante far capire a Jimenez, e là penso, come dice Fabio, che ci stia lavorando l'allenatore, è quello di far capire che è importante anche in corso d'opera, perché con le caratteristiche a lui tecniche, di rapidità e anche di inventiva, lui è molto importante anche in corso d'opera, nell'ultima mezz'ora, e far capire a questi giocatori che anche non partendo dall'inizio e entrando dopo possono decidere le partite. Questa è la bravura degli allenatori. Jimenez a tal proposito, essendo un giocatore tecnico che ha quindi la qualità tecnica per fare la differenza,
soprattutto negli ultimi 20 minuti, l'ultima mezz'ora dove le squadre magari hanno dato tanto e sono stanche, entra Gimenez con le forze fresche, può fare la un differenza. lavoro da parte dell'allenatore di far capire che non partire dall'inizio non vuol dire niente, perché entrare dopo e decidere le partite ha la stessa importanza di partire dall'inizio. Certo. La bravura è... Ma d'altronde ne ha parlato anche Viali ieri, no? Ha detto proprio questo, dice, io posso mettere una formazione ottima all'inizio, ma posso mettere anche una formazione ancora più forte dopo con i giocatori che posso utilizzare. Anche in questo ci sono delle similitudini con Toscano nelle dichiarazioni. Anche gli allenatori, così, gli allenatori siete tutti uguali, guarda, diciamo, format uguale, diciamoci la verità. Andiamo a vedere invece come insiste il Catania, perché anche il Catania, lo vediamo nel prossimo taglio tattico che vi facciamo vedere, anche gli uomini di Viali hanno usato nella prima uscita la ricerca del cross, cercando appunto di esaltare soprattutto gli inserimenti, i tagli di Caturano. E qui si vede quello che dicevamo prima, quanti giocatori che occupano la zona dell'area di rigore. I principi da analizzare appunto sono proprio questi: l'alta presenza numerica in area e i movimenti dei riferimenti centrali offensivi che un po' si incrociano e chiaramente creano la possibilità di rendersi pericoloso per il Catania. Tu hai detto il lavoro sugli esterni, ma tante volte non è una cosa voluta. Cioè, se una squadra avversaria mi fa densità nella zona centrale, io sono costretto ad andare sugli esterni, a mettere palla dagli esterni. Quindi non è sempre una volontà da parte dell'allenatore, sono le varianti che tu devi avere. Se sta squadra fa densità nella zona centrale, è chiaro che devo trovare un'altra soluzione. Andiamo a vedere ancora, guardate questa è l'azione proprio del gol del Catania. Il posizionamento di Lunetta e Caturano, questo movimento di incrocio di cui dicevamo in precedenza, l'occupazione dell'area di rigore, in questo caso sono 4, praticamente 5 i giocatori, e poi alla fine è vero, poi magari Bruzzaniti, lui ha detto che voleva tirare, ma insomma magari la voleva mettere in mezzo e basta, però alla fine tutti quei giocatori lì in mezzo hanno creato poi la difficoltà per il portiere nel leggere anche la traiettoria. Ma il Catania ha i giocatori giusti per fare questo tipo di gioco. Come diceva il mister, a un certo punto sei costretto ad andare sugli esterni. Certo. Non è facile diciamo, scardinare la difesa avversaria centralmente. Difficilmente si fanno sorprendere i due centrali in quel caso, per cui sei costretto ad allargare il gioco sull'esterno e poi comunque devi fare intensità, devi fare i movimenti giusti degli attaccanti, chi attacca il primo palo, chi attacca il centro dell'area di rigore e chi va sul secondo palo. Prima parlavamo del Latina, avendo introdotto alcuni dettami tattici della squadra di Volpe. Ne voglio parlare con il collega Davide Mancini del Messaggero di Latina. Davide, ciao, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, eccoci, mi sentite? Sì, credo che ti sentiamo bene, almeno all'inizio ti abbiamo sentito bene, ma verificheremo subito con la prima domanda che ti faccio. Innanzitutto ti chiedo, come faccio sempre, la settimana del Latina, anche perché sappiamo che è un periodo denso per la squadra nero-azzurra, perché chiaramente c'è l'impegno con il Catania, ma c'è anche la finale di Coppa Italia dopo la sconfitta in casa del Potenza che arriverà la prossima settimana, no? Sì, hai detto bene, non è stata sicuramente una grandissima settimana, perché comunque il Latina arriva a questa sfida dopo 2 sconfitte, quella in Coppa nell'andata a Potenza e poi quella in campionato contro il Cosenza. Quindi sicuramente non ci arriva al meglio, però c'è da dire che c'è la possibilità per la squadra di Volpe di provare un po' a raddrizzare una stagione per quanto riguarda il campionato che non è stata fin qui molto positiva, e c'è la possibilità, ma è chiaro che non sarà molto facile, di ribaltare il risultato della finale di Coppa mercoledì prossimo, il 1° aprile al Francioni contro il Potenza. Davide, che cosa non possiamo è stata, come aspettarci? detto, insomma, una stagione... Che cosa possiamo aspettarci? Scusa, poi completi anche il tuo ragionamento, ovviamente. Invece ti chiedo che cosa possiamo aspettarci a livello di scelte di Volpe, perché qualche ballottaggio magari c'è lì davanti, ad esempio per chi schierare con Parigi, oppure a sinistra sull'esterno. Dimmi tu che cosa dobbiamo aspettarci da Volpe e soprattutto se è confermato, che lo sì, il 3-5-2 di partenza.
Sì, sul sistema di gioco credo che sarà quello. Ci sono dei ballottaggi anche perché chiaramente il focus del Latina è sul Catania, perché prima di tutto il Latina deve salvarsi. È chiaro però che si guarda in qualche modo, no, anche al ritorno di Coppa, e penso che qualche scelta può essere un po' condizionata da quella partita. Per quanto riguarda i ballottaggi, sulle corsie laterali vedremo, nel senso che a destra potrebbe giocare Ercolano, a sinistra uno tra Pace e Tomaselli, immagino. In mezzo al campo ci potrebbe essere la possibilità di vedere Pellitteri o De Ciancio in cabina di regia, mentre davanti credo che Cioffi abbia più possibilità di partire dall'inizio, se non altro perché Cioffi è squalificato nel ritorno di Coppa, non giocherà perché è stato espulso proprio nel finale di partita in maniera un po' ingenua dopo il gol di Silla nel finale, e quindi probabilmente Cioffi potrebbe iniziare dall'inizio la partita al fianco di Parigi, che in questo momento è un po' il totem del Latina, no? Il giocatore più importante, più rappresentativo, più prolifico. Latina spesso si è aggrappato al suo attaccante, che è stato assolutamente un fattore fino a questo momento. Un fattore quello appunto dell'attaccante, una squadra, noi dicevamo qui in studio, la classica squadra, possiamo dire, Latina di Serie C, che comunque... non che questo ovviamente rappresenti un'offesa, perché siamo in Serie C, ma una squadra che sa adattarsi anche al gioco dell'avversario e sa magari colpire nel modo giusto. Sì, diciamo che il Latina ormai sta dando una certa continuità ai suoi campionati. Primo anno ha ottenuto una salvezza abbastanza tranquilla, poi nei 2 anni successivi è riuscita ad arrivare al playoff. Già l'anno scorso ha avuto dei problemi, si è salvata alla fine, e quest'anno uguale sta cercando di trovare la salvezza in questo finale di stagione. Però, come detto, sì, è la classica squadra di Serie C, che cerca però in qualche modo anche di giocare. Probabilmente, a mio avviso, l'ha fatto anche troppo nella finale di Coppa, perché si è esposta anche a delle ripartenze e poi il Potenza l'ha punita. Però è una squadra sicuramente che sta cercando in questo finale di trovare tutte le energie possibili, le energie rimaste, per poter arrivare a un obiettivo salvezza, che per il Latina è sicuramente come vincere un campionato, perché chiaramente il Latina non ha a disposizione la forza, almeno in questo momento, per poter competere con le big del girone. Davide, io ti ringrazio, Davide Mancini del Messaggero di Latina, alla prossima, buona partita chiaramente per domani e buon lavoro, grazie. Grazie a voi, buon lavoro. Io ritorno, dopo aver salutato il collega, a parlare. Fra poco andremo dall'altro collega che conoscete sicuramente bene, cioè Franco Cammarasana, che saluto. Fra poco siamo da te, Franco, per parlare di Trapani, ma prima vi voglio fare vedere ancora un taglio video legato al Catania, perché abbiamo parlato dell'attacco del Catania per quanto riguarda i cross, ma c'è anche un movimento spesso condiviso fra i due riferimenti centrali. Su una situazione di palla aperta in mezzo al campo, i due riferimenti centrali, per smuovere la linea difensiva avversaria, eseguono un movimento condiviso, diciamo. Uno attrae per liberare lo spazio nella quale poi si va a buttare, l'avversario. In questo caso chiaramente lo fanno Caturano e Lunetta, con le rispettive caratteristiche. Lunetta che sa andare bene negli spazi, e Caturano che sa venire a prendersi il pallone lì, no? Un Lunetta instancabile, tra l'altro, perché ha fatto quasi tutte le partite, non si è mai risparmiato, per cui anche in fase difensiva alcune volte ha dato manforte alla squadra, per cui sicuramente su questo dato il mister ci giocherà tantissimo. Caturano ha bisogno. Caturano io lo vedo, più che altro, mister mi dica lei, io lo vedo Caturano è un uomo d'area di rigore. Non gli farei fare molto
molti metri, anche perché in questo momento non è in una condizione strepitosa, per cui io lo terrei lì bello fresco per metterla dentro. Per metterla dentro, assolutamente. È così Fabio, cioè Caturano è un uomo d'aria e quindi ha bisogno che la squadra giochi negli ultimi 20 metri e quindi crei quanto più palle possibili, che crei quanta più confusione possibile anche all'interno dell'area. Molte volte lui è l'uomo dove arriva la palla, molte volte gli altri anni si trovava lui e non a caso. Invece quei movimenti là sono dei movimenti elementari, voglio dire, per quando si gioca con due. Però dimmi. Anche lunedì sul gol di Bruzzaniti comunque lui c'era, perché l'ha spizzata col capello. Ha sofferto prima che c'era il difensore che lo controllava, che lui, però diciamo, insomma, è chiaro, è proprio, quel movimento è proprio là, così. dicevo, sono diciamo dei movimenti, uno va incontro, va in profondità, però chiaramente sono dei movimenti per una difesa, palla centrale, voglio dire, sono molto leggibili. Assolutamente. Andiamo dal nostro Franco Cammarasana. Franco, ciao di nuovo. Allora, situazione Trapani, chiaramente che lo sappiamo, verrà decisa, definita il 31 di questo mese, per cui fra qualche giorno. Spiegaci tu qual è la situazione e qual è l'ipotesi che si fa, perché vedo che in tanti, anche osservatori da fuori, propendono di più per una ulteriore penalizzazione del Trapani. Voglio capire che cosa sai tu e che cosa pensano soprattutto nel club. Certo, intanto il 26 marzo il Tribunale federale ha rinviato la decisione relativa alle pendenze in scadenza il 16 febbraio al giorno 31. Il motivo è semplice: il 30 di marzo è attesa la sentenza della Corte federale d'appello relativa alla scadenza del 16 dicembre, per la quale il Trapani ha avuto una ulteriore penalizzazione di 5 punti, mentre la Procura federale aveva chiesto l'esclusione. Una richiesta respinta dal Tribunale federale, per cui sia il Trapani e sia la Procura si è appellata e questa verrà discussa il giorno 30, per cui il Tribunale federale aspetta la decisione del giorno 30 della Corte d'Appello federale per poi decidere l'indomani. Chiaramente, se dovesse essere accettata la reiterata proposta della Procura federale di escludere il Trapani dal campionato, chiaramente la partita di domenica con Foggia sarebbe l'ultima per il Trapani, non disputerebbe quella successiva col Monopoli. Una situazione, ripeto, ancora ingarbugliata. È molto probabile comunque, sulla scorta di una prima decisione, della precedente decisione del Tribunale federale, che si vada verso una ulteriore penalizzazione. Ovviamente di questo gioisce proprio la squadra che affronterà il Trapani domenica prossima, il Foggia, che da quando è arrivato... Anche perché, Franco, è una partita importante, leggendo la classifica, importantissima, considerando l'eventuale penalizzazione ulteriore del Trapani, che per cui chiaramente... Oltre quella del Siracusa, esattamente. Tra l'altro, dopo che è arrivato lo scorso 17 febbraio sulla panchina del Foggia Michele Pazienza, sembra che la squadra pugliese si stia riprendendo, tant'è vero che è riuscita a causa dei terreni a impattare, veniva da una serie, mi pare, di 4 sconfitte consecutive, è una squadra in netta ripresa e proprio punta su una vittoria col Trapani domenica per un pochino tentare un ultimo aggrapparsi appunto a questa vittoria, a questi 3 punti, per sollevarsi ancora in classifica e non essere e non cadere in quel tranello della esclusione in quanto ultimo in classifica a fine campionato, che sarebbe a retrocessione diretta. Franco, andiamo alla probabile del Trapani, mentre vedevamo le immagini del successo arrivato proprio sul finale, anzi il finalissimo, direi così, col Potenza, poi anche l'esultanza di Antonini, l'abbiamo visto sui social che esultava al gol del 2-1. Andiamo invece alla probabile formazione, Franco. Sì, dovrebbe essere confermata il 4-2-3-1, anche se Pazienza in queste ultime settimane ha adottato un 3-4-3 per quanto riguarda il Foggia. In porta Galeotti, lo vedete, Ortisi, Pirrello, Vimercati e Cozzoli in difesa,
non sappiamo le notizie di Nicoli, se si è ripreso o meno, probabilmente lo dirà domani in conferenza stampa l'allenatore Aronica. Poi a centrocampo Celeghin e Giovanni Aronica. Alle spalle di Stauciuk, Balla, Matos e Benedetti. Per sommi capi dovrebbe essere questa la formazione, ma è probabile che qualche piccola novità ci sia anche domenica. Ripeto, ne sapremo qualcosa in più domani parlando con Aronica. Grazie Franco, alla prossima, grazie sempre per le informazioni che arrivano da Trapani, un saluto al nostro Franco Cammarasana e io invece vado subito da Anna perché ci sono altri messaggi dei nostri telespettatori da casa. La squadra ha il potenziale per portare a casa un risultato importante. La concentrazione dovrà essere massima, ma la qualità c'è. Forza Catania. In vista dei play-off, è meglio segnare meno gol e subire meno, stile Toscano, oppure segnare più gol ma rischiare di subirne di più, stile Viali? E ancora, buon pomeriggio studio. Personalmente mi auguro che mister Viali riesca a gestire psicologicamente la squadra risolvendo il mal di trasferta una volta per tutte. Un saluto e forza Catania. Vabbè, più gol, meno gol? Vabbè, questa è la classica, quella della coperta, la coperta sempre corta, no? Che cosa è meglio? Non subire o segnare un gol più dell'avversario? Portare a casa il risultato Esatto. Questo è il tema certamente più significativo. Andiamo a chiedere invece al nostro Marco Petrolito cosa è meglio per il Siracusa. Lo vedo sorridente, forse sta aspettando gli acquirenti del Siracusa, vediamo se riesce a beccarli in diretta. Invece, a parte gli scherzi, Marco, buon pomeriggio. C'è una situazione in divenire, lo sappiamo, in casa Siracusa, oltre i punti penalizzazione che sono arrivati ieri, c'è anche questa cordata che si sta avvicinando e anche lì l'ultimo giorno di marzo mi sembra che sia decisivo secondo quelli che dovrebbero essere gli accordi eventuali fra le parti. Ma ci dici tutto meglio tu. Sì, mi rinnovo i miei saluti qui da Siracusa, buon pomeriggio Marco. Gli acquirenti ci sarebbero, trattative per la cessione del Siracusa che infatti è entrata nel vivo dopo che ieri sera il CDA della società del patrono Alessandro Ricci ha aperto la proposta di cessione al prezzo simbolico di €1, ma con una copertura dei debiti fino a 2,5 milioni di euro da parte della cordata imprenditoriale cui facevi cenno. Si tratta di una cordata imprenditoriale locale sempre più vicina a rilevare il sodalizio, anche se questa mattina sarebbe sopraggiunto un ostacolo nuovo, ulteriore da non sottovalutare. Notizia di qualche ora fa, un'ingiunzione da parte degli agenti e dei procuratori diversi giocatori che si sarebbero rivolti al tribunale per il mancato pagamento delle provvigioni, che si aggirerebbero intorno ai 70-75 mila euro e che se non fossero saldate potrebbero comportare anche un eventuale fallimento per inadempienza. Ecco, queste circostanze naturalmente le parti in causa non vogliono assolutamente scongiurarle e si lavora anche a questo scopo per evitare guai peggiori, diciamo così. La nuova cordata, in attesa dell'accordo delle ultime ore, comunque sembra molto vicina a quelle che sono le pretese di Ricci, dovrà occuparsi comunque anche di questo aspetto che ho raccontato qualche istante fa, e naturalmente in aggiunta a quelle che saranno le scadenze di aprile, fermo restando la situazione debitoria attuale, con la relativa proposta che, come detto, scadrà il 31 marzo e che quindi impone una corsa contro il tempo. Venendo alla partita di domenica, Marco, invece la gara che il Siracusa giocherà ad Altamura, ecco, la affronta da ultima in classifica dopo la penalizzazione di altri 5 punti risalente proprio ieri da parte del Tribunale Nazionale Federale. Inutile dire che agli azzurri serve assolutamente vincere ad Altamura per dar seguito al successo con il Piceno di domenica scorsa e ai 10 punti conquistati nelle ultime 5 gare. Naturalmente la squadra ci crede, si è allenata bene, ha lavorato diciamo a ranghi completi, c'è qualche piccolo dubbio in formazione, se vuoi vado a magari ad elencarle, quella che sarà la probabile. Visto sì, che certo Marco, vai pure. C'è un piccolo dubbio soltanto in attacco, dove Arditi ha lavorato a parte per una botta rimediata domenica scorsa, quindi al suo posto sarebbe pronto, nel caso in cui non dovesse farcela, Sbaffo, meno probabile l'opzione Contini come prima punta. Per quanto invece riguarda il resto della squadra, la formazione dovrebbe ricalcare, come dicevamo, quella di domenica scorsa, con Farroni tra i pali, linea difensiva composta da Iob, Pacciardi, Marafini e Cancellieri, che dovrebbe essere riconfermata, Limonelli e Candiano a schemmarla, con Di Paolo, Frisenna e Valente. Come dicevo, l'unica punta dovrebbe essere Arditi. Dovessero esserci altre novità, ecco, riguardo le vicende societarie ci aggiorneremo, ma al momento, ecco, le ultimissime sono quelle riguardanti appunto questa ingiunzione da parte dei procuratori e quella della trattativa, che sembra essere a buon punto con la nuova cordata. Daremo ovviamente tutti gli aggiornamenti del nostro telegiornale. Intanto ti ringrazio Marco anche per le cartoline. Mi dicevano dalla regia di farti i complimenti per le cartoline che mandi dalla città di Siracusa. L'assessore al turismo sarà particolarmente contento. Grazie mille, riferirò.
Un saluto al nostro Marco Petrolito, ritorno qui, sorridiamo un po' di meno, vero Lucio, a sentire tutte queste difficoltà delle squadre siciliane. Io non mi pronuncio sulla dirigenza di queste due società, Ricci e Antonini, perché non so le dinamiche, non mi permetto, però il mio pensiero va a questi ragazzi che scendono in campo e vivono di calcio, perché so cosa vuol dire vivere di calcio, e non essendo pagati stanno onorando il campionato comunque in campo, perché le partite le fanno, vincono le partite e si impegnano. E quindi è incommiabile quello là che stanno facendo in campo questi ragazzi, però non è giusto perché fare guardare le classifiche Trapani e Siracusa senza le penalizzazioni. E poi tutte e due siciliane è una cosa che ci deve far pensare ancora peggio. Trapani ha fatto 47 punti sul campo, quindi questi ragazzi, Siracusa. Esattamente. Questi ragazzi stanno davvero onorando il campionato, però non è facile. allenarsi, lavorare, no, perché parliamo di lavoro, lavorare, non sapere cosa portare a casa. Pensate il Trapani come va a giocare una partita così importante come quella con il Foggia, pensando, probabilmente essendo anche superiore tecnicamente al Foggia, questo dice la classifica, ma perché è innegabile togliendo la penalizzazione, però poi magari non sai che cosa succede da qui a 4 giorni. Purtroppo ne parlavo l'altro giorno, quando i progetti sono legati a una sola persona il rischio è questo. Il progetto deve essere condiviso, perché quando tu lo leghi a Antonini della situazione, Antonini si alza la mattina, se ne va, è finito il progetto. Anche se poi qui la vicenda è molto più complessa e complicata. Torniamo al Latina, perché vi faccio vedere a chiusura di questa seconda parte di preview altri due tagli legati alle caratteristiche del Latina, in questo caso difensive, perché possono subire le ripartenze, cioè sulle transizioni negative e sulle ripartenze dell'avversario la squadra laziale può subire qualche cosa, vista anche appunto la difficoltà dei suoi difensori e centrocampisti nel ritornare velocemente a coprire lo spazio. Lo vediamo nella finale di andata di Coppa Italia con il gol subito da parte del Potenza, la ripartenza appunto avversaria, il pallone in mezzo, il cross in area con un 2 contro 3 a livello difensivo, si vede nettamente, il pallone praticamente è lì davanti alla porta, basta solo spingere per andare a mettere, ecco, in quella posizione io ci vedrei Caturano molto bene, come dicevate voi in precedenza. Questa situazione qua si presenterà pochissimo nella partita col Catania. Perché secondo me il Latina come ha detto il collega, loro hanno fatto molto la partita a Latina, forse a Potenza, forse troppo. Sì, mentre infatti, cosa che non succederà col Catania, sicuramente sarà una partita dove staranno tutte e 11 al di là della linea della palla, e sarà al contrario forse, che il Latina cercherà di sfruttare qualche ripartenza. Va benissimo che comunque la partita di ritorno di Coppa Italia è già mezza compromessa, per cui non è facile, ma dall'altra parte... Ce lo diceva, la partita importante per loro è col Catania, no, perché loro sono a 35 punti, ma dietro hanno 4 punti sopra. No, hanno 4 punti sopra. Possiamo vedere a 3 punti dall'ultimo posto della perché la nostra regia è sempre pronta, ci fa 32 rivedere la classifica, allora, eccola qua. 32 sono 35 contro 32. 3 punti. Ancora qui è chiaro che sono ancora lì, al di là delle ulteriori penalizzazioni che potrebbero arrivare per il Trapani, le altre sono molto vicine al Latina. Vi faccio vedere invece adesso una situazione legata alla fase di possesso del Latina, l'ultimo taglio grafico che vi facciamo vedere in questa parte della trasmissione, con la ricerca della riaggressione alta. Questo è un altro tema loro. Praticamente giocano molto sulla riaggressione e ricercano la seconda palla, tentando di stimolare l'errore dell'avversario fondamentalmente. Poi arriva il cross radente sul primo palo, scusate, con il movimento in questo caso e l'opportunità. Guardate qui ancora una forte riaggressione e ricerca della riconquista immediata. Questo ad esempio è un tema che il Catania ha subito un po' nella partita con il Casarano, l'ha detto anche
anche Viali. Sono ovviamente due squadre completamente diverse, Latina e Caserano, e forse Lucio ci sta per dire, secondo me non andrà precisamente così. No, però è una scelta da parte dell'allenatore del Latina, e comunque è una scelta che in base ai giocatori all'età media si può fare, certo, di aggredire alto il Catania, perché hanno tutte le caratteristiche fisiche per poterlo fare, quindi è una scelta. Poi l'allenatore può decidere, come ho detto prima io, di stare là dietro oppure di attaccarli alti, poi bisogna vedere al momento cosa deciderà. Catania, ad esempio, ho sempre detto che è la classica squadra che non può stare lì ad aspettare la squadra avversaria, deve imporre il proprio gioco, deve fare intensità. Ed è quello che sta provando a fare la squadra rossazzurra. Noi ci fermiamo, ritorniamo fra poco con la terza parte di preview. A fra poco. Terza parte di preview, ci avviciniamo a Latina Catania, domani alle 14:30 con diretta, lo ricordiamo, su Telecolor, in chiaro, in esclusiva, a partire dalle 13:30 con i nostri inviati. Stavamo parlando del Latina, abbiamo fatto vedere le caratteristiche della fase offensiva e della fase difensiva del Latina. Andiamo a vedere il suo allenatore, la scheda dell'allenatore Gennaro Volpe, le esperienze a Lecco e a Chiavari, ha preso il posto di Bruno a inizio dicembre, per lui la quinta stagione consecutiva in Serie C, è allenato appunto a Lecco lo scorso anno e alla Virtus Entella, dove ha terminato la carriera da calciatore per diventare poi allenatore. Restiamo sul Latina per andare nuovamente alla situazione difensiva, quella su cui si concentra lo sguardo di Lucio, e allora vi faccio vedere come hanno delle difficoltà per quanto riguarda i tagli e i duelli sugli esterni. I pontini hanno mostrato un po' di fragilità su situazioni appunto di duelli esterni classici 1 contro 1 proprio sugli esterni, e i filtranti che sempre per gli esterni che tagliano chiaramente alle spalle del quinto, perché poi andremo a vedere nel taglio successivo che è una difesa che chiaramente si difende a 3, ma in realtà nella fase di non possesso è una chiara difesa a 5. E gli errori che vedete nascono anche da una posizione, da una sbagliata postura certe volte della situazione. Solo, ma non c'è nessun raddoppio. Esattamente. Quindi se c'è un uomo veloce, rapido, oppure se comunque si Guardate in questo caso, filtrante tra il quinto e il braccetto, i giocatori in mezzo all'area di rigore, ma con un solo passaggio la palla arriva lì ed è gol. Questo è appunto quelle che sono le caratteristiche del Latina a livello difensivo, e l'abbiamo viste anche nell'azione precedente, soprattutto per quanto riguarda il taglio sull'esterno. No, vedevo quella là che il braccetto non va a raddoppiare sul quinto. Esattamente. E quindi se tu trovi un bruzzanito, un qualcuno veloce e rapido che ti salta l'uomo, ti puoi ritrovare, vai in difficoltà. Oppure se fai superiorità numerica là, quella fascia, ma guarda quanto è lontano il raddoppio, non esiste un raddoppio. Per cui non esiste il raddoppio, e dunque lì hai la possibilità magari di andare a creare una situazione di superiorità, fra virgolette. Ma questa è una questione tattica, è errore di reparto. Sì, chiaro. Per cui non solo individuale, non solo nella postura, ma anche di reparto. Il prossimo taglio è proprio legato alla difesa del Latina. Eccola qui. Guardate questa bella linea 5 con i 3 che sono in questo caso schierati davanti praticamente. Parte con impostazione difensiva a 3 appunto, ma nelle fasi di copertura è chiaramente a 5, abbassando i quinti sulla linea difensiva, e a coprire lo spazio centrale ci sono 2 o 3 centrocampisti. È proprio la caratteristica della squadra, anche in questo caso lo vediamo appunto della partita con il Cosenza. Guardate qua, fase difensiva con una struttura appunto 5-3-2 classica a difesa della porta, e questo in questo caso rivediamo appunto che soffrono i filtranti fra il terzino e il braccetto, quello che dicevi tu, Lucio, c'è troppo spazio tra il braccetto e l'esterno, dunque di solito si va a scalare. Ma ho visto prima anche tra i due centrali c'era parecchio spazio. Se fossero stati più veloci i centrocampisti del Sorrente, in questo caso avrebbero dato la palla se avessero verticalizzato sull'attaccante centrale, sarebbe andata in porta.
La domanda dunque sorge spontanea a questo punto, visto che abbiamo guardato, grazie al lavoro del nostro Ermanno Florio, quello che sono le caratteristiche appunto del Latina, sia a livello di possesso che di non possesso. Lucio già ha risposto, volevo capire se vi aspettate appunto veramente che il Latina stia lì di dietro ad aspettare il Catania. È una squadra che ha subito meno gol in casa, sì. Ma ne ha subiti totali credo 38. Lo diceva, ne ha 11 subiti in casa, solo 11 27 in fuori casa, per cui è una squadra che la in sesta casa, miglior difesa del campionato. in casa il Catania ha il doppio praticamente rispetto alla Latina. Secondo me però c'è il discorso, come diceva anche il mister, quando poi si presenta una squadra come il Catania, è il Catania, per cui le squadre raddoppiano le loro forze, cercano di fare bella figura, e in questo caso c'è anche da dire che il Latina non si può permettere neanche di lasciare punti, perché comunque già dietro c'ha le squadre che cercano di è l'indirizzo che raggiungerli. vuole dare Volpe, se vuole difendersi alto attaccando, cioè dire pressando alto, oppure aspettare il Catania per poter sfruttare anche le ripartenze, ma sai, è poi quello che pensa il mister che sia la miglior, diciamo, soluzione. Io sono sempre dell'avviso che il Catania ha le qualità per fare intensità lì davanti, e sono sempre le altre squadre che si devono difendere o preoccupare. Assolutamente. Andiamo a vedere quello che è lo stato di forma del Latina attraverso la grafica che riassume le ultime partite. Abbiamo messo ovviamente, di solito ne mettiamo 5, in questo caso abbiamo messo ovviamente anche la finale di Coppa Italia, ricordando, l'abbiamo già fatto durante tutta la trasmissione, che il 1° di aprile c'è il ritorno. Ricordo in questo caso oggi è arrivata anche l'ufficialità da parte del club che è vietata la trasferta per i tifosi siciliani residenti in Sicilia per quanto riguarda la partita di domani. Galliano, Giulia ormai è il vice direttore, lo ricordiamo anche in questo caso. Giuliano Latina 1-1 il punteggio, e poi Latina Sorrento 2-0, Salernitana Latina 2-1, Latina Siracusa 2-1, la sconfitta in casa del Potenza nella finale di andata di Coppa Italia, e l'ultima sconfitta in campionato in casa del Cosenza con 8 vittorie, 35 punti e 14 sconfitte per il Latina. Ma sono curioso a questo punto, Anna, vengo da te per vedere che cosa dirà l'intelligenza artificiale per questa partita di domani. Intanto vi do anche i risultati precedenti, che sono nel 2025 1-4, nel 2021 e nel 2024 1-0 e nel 2015 1-2. Pronostico dell'intelligenza artificiale 1-2 con gol di Jimenez, Cicerelli e Parigi. Proprio Jimenez segnò un gol bellissimo in casa del Latina, un gol eccezionale. Speriamo che si possa ripetere appunto nella partita di domani, speriamo ovviamente per i rossazzurri. Anche all'andata forte fece un bel gol. Esattamente. Facile. Andiamo a vedere ancora il Catania, riandiamo ovviamente sui tagli video e andiamo ad analizzare il gol subito dai rossazzurri nell'ultima partita, quello che ha condannato la squadra etnea, che poi comunque, come diceva giustamente Fabio, ha provato a rimettere sui binari giusti la partita. Che cosa è successo? Qualche errore di sicuro, l'uscita di Gherardi in questo caso, che spacca un po' la linea, e poi forse l'attesa di Pieraccini, che aveva anche sbagliato il disimpegno, vi ricordate, all'inizio dell'azione, con il pallone che è andato a finire direttamente a Cagliazzo, praticamente Pieraccini che ha liberato sui piedi di Cagliazzo, e da lì è ripartita l'azione. Ci fu questo rinvio sbagliato di Pieraccini, che comunque prese in contropiede il Catania, però come vediamo lì la difesa, che il mister mi può dare atto, la difesa arrivata a un certo punto non deve più rinculare, deve comunque cercare di fare muro sul portatore di palla. Invece là vediamo che sia Pieraccini che l'altro chi è, adesso uno è Pieraccini, l'altro forse Gherardi, no, Gherardi sta recuperando, è quello che Miceli, a un certo punto sono arrivati quasi all'altezza del dischetto di rigore. E a questo aggiungo, Fabio, che Gherardi ha determinato l'inizio del danno, perché se tu esci là in quel modo devi uscire e prendere palla, non lasci un buco. Non ha preso palla, ha spizzicato l'avversario e là si è formato un buco, anche se poi ha recuperato. Comunque quando si esce il centrale in quel modo deve uscire per prendere palla. Per prendere il pallone, per avere
avere quasi la certezza di prendere la palla. Ma anche lì comunque gli altri due difensori erano messi male a mio avviso, perché comunque non fanno le coperture preventive, non fanno la diagonale. E poi fanno entrare, come dici tu, fanno entrare l'avversario in area, là lo devi attaccare alto invece di ringolare. In questo caso è arrivato il gol, ovviamente poi è stato bravo, bravo l'attaccante del Casarano. Anche qui quando sta preparando il tiro, alla preparazione del tiro, la squadra deve salire e fare muro sul giocatore. C'è anche il fatto che c'erano 10 persone in area e quindi quella palla è passata in mezzo a tanti, voglio dire, non è che... Tocca una gamba qualsiasi e probabilmente quel gol non c'è. Ultimo taglio che vi faccio vedere invece legato ancora alla Latina. Come abbiamo visto all'inizio è una squadra che gioca molto sui cross e ovviamente sui calci piazzati i cross arrivano inevitabilmente, no? E in questo caso vedete porta 5 giocatori a saltare sulla palla laterale e c'è uno di questi che Silla, ne parlavamo prima, eccolo qua, che è un... ancora saltato, si è abbassato esattamente, si è praticamente abbassato per andare a prendere la palla. Qui siamo in una sfida in casa con i 5 saltatori, con i 3 che attaccano la parte centrale, poi lo smarcamento appunto sul primo palo e il colpo di testa, anche in questo caso con il successivo gol. È una squadra predisposta in questo al gioco aereo, quindi anche sui calci d'angolo e calci piazzati il Catania deve stare attento. È importante, l'organizzazione sui calci piazzati è importantissimo, assolutamente, non puoi improvvisare su un calcio piazzato. Soprattutto quando hai lì davanti appunto un giocatore come questo, non sbagliavo sull'altezza, appunto siamo poco sotto i 2 metri. Dovuto abbassare per colpire di testa. Dovuto abbassare per colpire di testa. Noi ci fermiamo, ritorniamo fra poco, partiamo dai vostri messaggi con Anna e poi andiamo a chiudere la nostra trasmissione parlando anche di futsal e di pallanuoto. A fra poco. Eccoci qua, ultima parte della nostra preview per ricordare, perché vi accomuna, presidente e allenatore, caro presidente e caro mister, un gol per la solidarietà alle All Stars siciliane, 29 di aprile. 29 di aprile allo Stadio Massimino, un gol per la solidarietà. Ci tengo a precisare che dopo già un giorno abbiamo esaurito completamente la tribuna A, dopo 3 giorni la tribuna B. Di recente, settimana scorsa, la curva nord e quindi abbiamo dovuto aprire anche la curva sud. Siete come il Catania, praticamente. Salutiamo il nostro patrono Luca Napoli. Sarà difficile, caro mister, allenare in una situazione di pressione così importante, penso, no? di essere penso di essere già a rischio. E poi ci sarà l'esordio del nostro mister sulla panchina delle All Stars Sicilia. No, sto scherzando. del nostro progetto bellissimo, cioè, mi ha chiamato Luca Napoli insieme al capitano. E salutiamo fra parentesi. Salutiamo e ringrazio per questa opportunità e fa parte di questa associazione, è un piacere, ma soprattutto, a parte avere a che fare con persone davvero splendide come Luca Napoli, Zaffora e come il presidente, oltre che centrale, però sono i fini nobili che perseguono. La solidarietà. E questa è la cosa più importante, per cui è bellissimo sapere che ci sarà veramente il pienone al Massimino. Come il pienone di messaggi arriva alla nostra Anna, che ci legge gli ultimi di questa puntata. Messaggio da parte di Mauro. Buon pomeriggio, secondo me con questo nuovo modulo non si sfruttano al meglio le potenzialità offensive di Casasola e Donnarumma. Voi cosa ne pensate? E ancora, buon pomeriggio, la partita di lunedì non è molto giudicabile. Diamo il tempo necessario al mister e ai giocatori e poi le conclusioni le tiriamo alla fine. Domani test importante per invertire i risultati finora negativi in trasferta. Il mister e la squadra saranno in grado? Vabbè, questo l'abbiamo detto, sì, ci si augura sicuramente sì, detto che il Catania viene da una vittoria in trasferta, che poi è andata come è andata, lo sappiamo, è arrivata all'ultimo secondo. È arrivata all'ultimo secondo, è arrivato anche l'esonero di Toscano dopo, però il Catania ha vinto in trasferta, è vero, chiaramente l'abbiamo detto, i dati, i numeri sono quelli di una squadra che in trasferta deve certamente cambiare. L'esonero di mister Toscano sì, non è stato determinato tanto dalla partita di Altamura, no, assolutamente, certo, ma logico. erano già pensieri che c'erano almeno dalla partita con il Sorrento, quella di fine gennaio. Sistema di gioco che penalizza
i due esterni, in questo caso bassi, Casasola e Donnarumma? Hanno più spazio, no, non la vedo così. Poi come dicevamo con Fabio, sono dei numeri in partenza, no? 4-2-3-1, poi appena inizia la partita, se la squadra, soprattutto avversario, te lo permette, i due esterni salgono e fanno il loro lavoro. Anzi, per le caratteristiche fisiche, secondo me, partendo da lontano, hanno più spazio e quindi più possibilità di saltare l'avversario, perché non sono dei velocisti sul puro, hanno gambe e quindi hanno bisogno di tanto spazio. A proposito di spazio, noi lo diamo sempre volentieri agli altri sport che fanno il bene della Sicilia, di Catania in questo caso, come l'Orizzonte che è atteso domani nella pallanuoto, la piscina di Inesima, pallanuoto femminile, campionato che in questo momento vede al vertice la squadra di Martina Miceri, che ospiterà Genova appunto alle ore 15, e noi andiamo a sentire, grazie al supporto sempre prezioso di Antonio Costa, ufficio stampa dell'Orizzonte, Gaia Gagliardi, centro boa proprio della squadra catanese. Sentiamo. Volevo invitarvi a venire sabato 28 alle ore 15 alla piscina comunale di Inesima. Giocheremo una partita contro la Locatelli, che per noi è comunque ancora una partita molto fondamentale, visto che siamo alla fine del campionato e sono punti importanti per continuare a mantenere la scia positiva che abbiamo portato da Roma, che a noi ci ha permesso di arrivare al primo posto adesso ad oggi al campionato. Ad oggi pensiamo ai prossimi impegni che ci saranno, come ripeto, sabato contro la Locatelli, e in futuro ci saranno sia Bogliasco che Trieste, che per noi quest'ultima citata è una partita molto importante sempre per mantenere il primo posto in campionato. La scia positiva che citavo prima è anche stata l'ultima partita che abbiamo vinto contro il Terrassa a casa loro. È stata una partita che per noi è contato tanto dal punto di vista di morale e di spirito, anche se ad oggi non rientriamo per i quarti da Champions, con grande rammarico ovviamente, però porta energia positiva e un continuo orgoglio e volontà di crescere sicuramente. Diceva giusto il centro boa dell'Orizzonte, Gaia Gagliardi, quando diceva appunto anche la vittoria in Europa importantissima per l'Orizzonte, per il morale, non tanto per la classifica, perché ormai la partita sotto quel punto di vista non contava, ma certamente per il morale in questo finale di campionato in cui le catanesi, dopo aver vinto la Coppa Italia, provano a confermarsi anche campionesse d'Italia. A proposito di campioni d'Italia impegnati invece nella Coppa Italia, andiamo a sentire Giovanni Pulvirenti, giocatore della Meta Catania, perché la Meta ha vinto nei quarti di finale di Coppa Italia ad Ancona contro Avellino 5-2, domani attesa alle 21 dalla semifinale contro Roma, e dunque sentiamo Pulvirenti. Aspettiamo in semifinale una squadra che sicuramente sarà fortissima. Abbiamo visto, questo è un campionato a parte, i valori appunto della regular season non ci sono. E noi oggi bene a rimanere compatti anche nei momenti in cui abbiamo dovuto soffrire davanti a una grande squadra che mette in difficoltà tutti. E siamo contenti di essere in semifinale, adesso cerchiamo di riposare il più possibile e di compattarci ancora di più per provare a raggiungere una finale. Sono contento sicuramente di aiutare la squadra con i gol, però l'importante era il passaggio del turno. Sappiamo che la competizione richiede certe volte di essere più brutti, più sporchi, più cattivi. Noi oggi siamo stati bravi a farlo, perché sappiamo come si giocano queste partite, e penso che questa sia stata la mossa che ci ha fatto vincere la partita. Complimenti alla Meta Catania, ormai realtà strutturata nel panorama internazionale del futsal e del calcio a 5. Ringrazio in questo caso anche il collega Attilio Scuderi dell'ufficio stampa della Meta Catania, sempre prezioso anche il suo contributo. E ritorniamo invece a parlare del Catania, andando a vedere la probabile formazione del Latina. Siamo proprio in chiusura, secondo quello che ci ha detto anche il collega, con Cioffi insieme a Parigi lì davanti, con Pace più preferibile, insomma, preferibile sulla sinistra, con Ercolano a destra, e poi Pellitteri come play nel 3-5-2, appunto, che in fase di non possesso diventa 5-3-2 di Volpe. Meno leggibile, diciamo, in queste fasi iniziali è il Catania, perché chiaramente è ovvio
che con Viali si sta tentando di riscoprire tutto. Abbiamo visto chiaramente anche che nella seconda parte della partita è andato su quella sorta di 4-4-1-1, no? Mettendo Pieraccini, e non è un'idea che non l'ha solleticato anche in questa settimana, con questo 4-2-3-1 che è stato il sistema di partenza nella partita contro il Casarano. Abbiamo inserito D'Ausilio, che è giocatore chiaramente secondo noi può dare una marcia in più fin dall'inizio al Catania. Chiaramente, ripeto, sono state tante le prove tattiche che ci sono state in questi giorni, in queste 2 settimane in casa Catania, per cui è lecito aspettarsi un sistema di gioco uguale a quello del Casarano, ma è lecito anche pensare a una sorpresa dell'ultimo momento. Secondo me domani presenterà la stessa formazione di lunedì. Penso che il mister abbia preparato, come ho detto a inizio trasmissione, abbia preparato questa gara più a livello mentale, perché sa di avere comunque un'ottima squadra, dei buoni giocatori, assolutamente. Poi tra l'altro ci sono tanti giocatori che sono duttili, possono giocare in diversi ruoli. Vedi Lunetta, mi ricordo Lunetta all'inizio venne qui come esterno di centrocampo, ma a un certo punto è diventato la prima punta. È diventato fino a falso 9, chiaramente. Faceva sempre gol, per cui sono giocatori duttili. Direttore di gara per la partita del Francione, andiamo a vedere Mirabella di Napoli, poi sono tutti di Napoli, gli assistenti De Vito e Marchese, il quarto ufficiale Maresca, e poi abbiamo invece l'operatore FVS, che è di Roma 1, ma sappiamo che l'operatore FVS è sempre molto vicino alla zona della partita, così come sono stati vicini a noi, e siamo stati veramente contenti di avere Fabio Timoniere e Lucio Tosto. Un saluto, ciao Fabio. Grazie Marco, grazie ancora per l'invito e buon pomeriggio. Ciao Lucio, grazie sempre della tua presenza. Un piacere. E grazie sempre alla nostra Anna. Ciao Anna. Ciao Marco, grazie ai nostri telespettatori per averci seguito. Io vi aspetto venerdì prossimo alle 14:30. E noi vi aspettiamo appunto venerdì prossimo. Io vi ricordo come sempre che trovate questa puntata su siciliaweb.it e sapete anche che domani vi aspettiamo con la diretta della partita alle 13:30 su Telecolor. Grazie per averci seguito, venerdì prossimo.